abbiamo capito che il nostro è un territorio fragile. Questa non è colpa di Zaia, per carità, l'unica roba. Però il nostro è un territorio fragile, che è dovuto da decenni di un certo tipo di sviluppo e da un tessuto morfologico particolare. E è oggettivo il fatto che in questa regione negli ultimi anni si sono particolarmente intensificati fenomeni naturali e calamità naturali rilevanti. Ora, quando accade, e lo dico perché veniamo fuori da un periodo davvero drammatico per tantissimi cittadini della nostra regione, ma al netto di chiedere lo stato d'emergenza al governo, che è la prima cosa da fare, non ho ancora visto l'atto formale, sono sicura che esiste, non l'ho visto, ma sono sicura che esiste. Noi cosa facciamo? Noi cosa facciamo? Perché se aspettiamo che il governo ci dia le risorse, che sia quello della Meloni, di Renzi, di Draghi, non cambia niente. Se aspettiamo che il governo stanzi le risorse per i rimborsi ai cittadini, mi risulta che all'alluvione dell'Emilia Romagna non sia ancora arrivata una lira. E a me non mi interessa se è colpa della Meloni o di chi. Mi interessa capire se i cittadini del Veneto, della Riviera del Brenta, di Belluno, di Vicenza, che sono stati flagellati dal maltempo, dovranno aspettare, come sempre accade in questo paese, un anno per vedere rimborsate delle cose. Se è così, ci poniamo un problema. Ci chiediamo cosa possiamo fare noi per loro. Perché io credo, ad esempio, che se noi chiediamo ai comuni una mano su questo, che raccolgano le richieste di danni da subito, che le valutino in base al reddito delle persone e sulla base delle disponibilità familiari stiliamo una classifica di priorità, perché non è la stessa cosa se io ho 4 macchine in casa, se ne devo buttare via una, o se ne avevo una sola con la quale andavo a lavorare non ci vado più. Non è la stessa cosa. Volete che noi non siamo in grado, in collaborazione con i comuni, di individuare le persone, i nuclei familiari, le aziende che hanno diritto ad avere una priorità, che hanno una necessità di liquidità, che non si possono permettere di aspettare i tempi del governo? E ne abbiamo di risorse ferme a garanzia di questa roba qua. Noi siamo disponibili, assessore Calzavara, assessore Bottaccin, a sforzarci insieme a voi a trovare una modalità di intervento. Però non si può non dire niente. Io credo non si possa più andare in Riviera del Brenta a spiegare che i soldi arriveranno tra 8 mesi, 9 mesi, perché un conto sono gli interventi di ripristino immediato della strada, della via, della vallata. Un altro conto sono le risorse economiche che le persone non hanno per affrontare i danni materiali che hanno subito. Ecco, a me sembra, lo dico magari sono io che vivo nelle favole, mi sembra davvero impressionante ascoltare la relatrice che per 10 minuti ci fa l'elenco di tutte le leggi che finanziamo con questo assestamento di bilancio e non sentire una parola su queste questioni, su come dilaga la povertà in questa regione, su quali sono i bisogni sociali che stanno emergendo nuovi, su come affrontiamo le situazioni drammatiche delle famiglie che sono in ginocchio dopo il maltempo, che avrà, anche su questo nessuno lo dice, ha già degli impatti pazzeschi sulla stagione turistica. C'è l'assessore Caner, ma non so se ve ne siete accorti. Immagino che qualche interlocuzione con qualche operatore turistico delle nostre spiagge ce l'avete anche voi. E siamo ad agosto e non c'è mai stata, non c'era da anni una stagione per le spiagge meteorologicamente così negativa. E ne pagheremo il conto, perché queste imprese a un certo punto avranno bisogno di capire come arrivano a fine anno. Faremo una valutazione, io ho altri riscontri. Quindi se queste sono le questioni, che in parte dipendono, a mio giudizio, dall'amministrazione regionale, in parte, diciamo, stanno nelle cose e sono capitate. Noi avremmo avuto l'occasione con l'assestamento di bilancio di dire qualcosa, di fare qualcosa, e invece abbiamo scelto di non fare niente.
di fare il solito assestamento ordinario, di distribuire cencellianamente le risorse, un po' di qua e un po' di là, e ancora una volta perdiamo, a mio giudizio, l'occasione di poter incidere significativamente, non dico sulle prospettive di lungo periodo di questa regione, non ho questa ambizione, ma banalmente di dare risposte oggi per oggi ai cittadini del Veneto. Grazie.